506, come diciamo noi generalmente nella mattina di Radio DJ, continua questa 24 ore, cominciata a mezzanotte. Ci hanno salutato Andrea Premignano e Chiara Carsenzò, che ringraziamo nuovamente. Adesso è il momento però che l'Italia si sveglia, perché se è domenica, ragazzi, bisogna cominciare a svegliarsi. Pieno di gente che si sveglia alle 5 di domenica. E purtroppo chiediamo scusa per i nuovi ascoltatori, ma stiamo per introdurre in tutti i sensi Danilo da Fiumicino. Buongiorno Zozzoni. Io volevo esordire con una cosa, visto che non siamo in fascia protetta, voglio dire cazzo minchia e vaffanculo. Chiediamo scusa alla Voi signora. siete 5 anni che non mi permettete di dire parolacce. Esprimerti. Quindi vi rendete conto che fascismo che il nostro programma. Guarda, datti anche i pugni sul petto, hai fatto tutto. Posso dire che adesso per lui non lo potete vedere, ma i Rumatera, appunto questa fantastica band, gli ha regalato un cappellino, sembra Verdoni Pignani. io devo solo dire che sono dalle 8 di questa sera che so con i Rumatera. Ho bevuto qualsiasi cosa, dal vino all'alcol, alla grappa, anche un cinarro. C'è il cinarro, L'altro poi ho avuto l'alcol etilico, ma c'è il cinarro di là, è finita la bottiglia. Infatti io me la prendo un po' con gli amici Rumatera perché loro reggono, guardate, ti stanno belli freschi. Chiamiamoli in causa, siete svegli? Dei boccioli. Dei boccioli. Precisissimi come al solito. Io amo i Rumatera, non amo più le donne, ma amo solo i Rumatera. scusa, dobbiamo spiegare. Infatti non esagero, dolcissimi. Buoni un attimo, dobbiamo spiegare qual è il ruolo di Danilo da Fiumicino. Generalmente viene il mercoledì mattina nella trasmissione all'alba e dalle 8:30 alle 9 fa fare ginnastica alla gente bloccata in auto o che è appena arrivata all'ufficio con la sua ginnastica, come dire, minimale, no? Cioè che si può fare seduti. Ginnastica seduti con movimenti ridotti, solo braccia, avambraccia, al massimo gambe e testa. Praticamente per fare la mia ginnastica non devi avere voglia di fare ginnastica. Perché se c'hai voglia di muoverti lascia perdere. Perfetto. Allora, ci dicevi che però i Rumatera hanno preparato una sigla ad hoc per te. Sì, io ho mandato a fanculo i radici del cielo. Era il mio vecchio gruppo, era il mio nuovo gruppo, i Rumatera. Quindi per la sigla Danilo informa i Rumatera. Vai che Nemo! E scullaccia e Danilo scullaccia, le mature scullaccia e tutte a Fiumicino gli ha fatto un bel allillo lullala. Bella, molto bella. Rumatera vi ho nel cuore. Fatti un tatuaggio.